Le migliori 8 a contendersi una promozione alternativa, ma c'è anche chi vuole fare il double, come lo chiamano in Inghilterra, 2 che dalle rose non hanno a che fare con il contesto. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Comunale di Bagheria, provincia di Palermo, Aspra Petrosino. Avanza ancora la squadra giallo-verde, non vince il rimpallo Giovanni D'Amico, il pallone arriva ad Audia, Volpe carica da fuori il sinistro, debole sul fondo. Pallone che invece scorre verso Palazzo, arriva a Barbera, vede la porta, Barbera incrocia verso il secondo palo, verticale per Immesi, l'attacco per Gio, il pallone arriva rispedito ad Immesi, Immesi si deve girare, lascia Palazzo che può calciare, alto però, va la battuta Volpe, corto verso Marguglio che può calciare da fuori, Marguglio da fuori, Rustico a terra, interviene Gaio ma in fuorigioco. In velocità, in peduglia, conduce Luigi Amodeo a destra, gliela lascia, controllo non perfetto ma efficace, la prende Amodeo, lo scarico per Tilot, il destro puntato e finisce fuori il pallone. Ancora la caduta a terra e stavolta sì che c'è il calcio di rigore per l'Aspra, conquistato da Giovanni D'Amico. Parte Palazzo e mette dentro il gol dell'1-0 per l'Aspra con esultanza. Sblocca il match il capitano. Gio verso il centro, punta la porta Gio, la parata di Rustico che si distende. La girata di Barbera, pallone che passa verso Giovanni D'Amico che può andarla a prendere, un po' in ritardo Gancitano, Giovanni D'Amico lo punta. Pallone sul destro, esce Rustico, il colpo di Giovanni D'Amico che è riuscito a calciare, ha messo dentro il gol del 2-0 per l'Aspra. Sembrava non farcela, in realtà ha trovato il varco giusto. Può succedere di tutto. Amodeo si gira, pressato un po' e calcia Amodeo, trova un gol all'improvviso, Giovanni Amodeo, eterno 2-1. E il Petrosino la riapre subito. Gio calcia, il pallone che sfila. Parte la sua battuta, Barbera stacca e gira sul fondo anche questa. Marguglio può condurre lui, serve libero Vitrano, può calciare invece Vitrano, il destro e la parata di Rustico, in calcio d'angolo, tiro debole. Cerca di chiedere il pallone Jargiu, il passaggio per Gio. Può controllare Jargiu da dietro, a terra anche a causa della presenza di Gancitano, cross in mezzo di Audia, l'appoggio per Rustico, il pallone che finisce in rete. Barbera ne approfitta sotto porta ed è 3-1 Aspra. Barbera, nuovo appoggio, gioco più veloce per l'Aspra, l'avanzata di Tomasello a sfidare gli avversari. Tomasello scarico dietro, destro di Barbera, potente! Più convinto di prima e c'è un'altra doppietta per Matteo Barbera, 4-1. Da quelle parti arriva però il recupero di La Spisa, ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro, finisce qui la sfida tra Aspra e Petrosino, 4-1.